shock dell'accoltellamento del barista avvenuto lunedì sera in corso del Popolo a Mestre. Identificato l'aggressore, un 30enne romeno, l'esercente parla ai nostri microfoni: ogni giorno ho paura di aprire il bar. Nelle prossime ore l'esito dell'autopsia sul corpo della 41enne uccisa a coltellate dall'ex compagno toltosi la vita nel Bacchiglione. C'è attesa per i funerali. Il suo assassino aveva mandato un messaggio ad un amico poche ore prima. Provo amarezza ma non mi fermo, le parole del sindaco di Cortina dopo la lettera con la minaccia: se vai avanti con la pista da bob ti facciamo fuori. Indagine sulla missiva. Da Zaia De Carlo, da Mattarella ai Verdi, solidarietà bipartisan per Gianluca Lorenzi, il presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Questa non è democrazia. 17 appartamenti ai centri sociali denunciati dalla polizia per gli scontri durante il corteo a Vicenza Oro lo scorso gennaio. 12 sono vicentini, 3 trevigiani, un veneziano e un bolognese. Nonostante il forte richiamo del segretario regionale del Carroccio Stefani, Gian Antonio D'Arè non arretra dopo il pesante attacco a Salvini. Il mio uno sfogo che nasce dallo scarso dialogo con il territorio. E braccio di ferro sempre più forte a Chioggia tra Lega e Fratelli d'Italia, crisi di maggioranza. Il sindaco Armelao in bilico, poco tempo per ricomporre la frattura. Giovedì 7 marzo a Ponte Dante a Treviso il tradizionale processo a Aveccia di metà quaresima e come ogni anno Antenna 3 trasmetterà in diretta l'evento a partire dalle 20:30. TG del Veneto, buonasera e ben ritrovati. C'è il video shock dell'accoltellamento che c'è stato a Mestre in corso del Popolo. L'aggressore è stato identificato, si tratta di un 30enne romeno. Intanto noi siamo riusciti a parlare con la vittima. Sentite che cosa ci ha raccontato. Identificato l'accoltellatore dell'imprenditore di origine bengalese di Mestre. L'aggressore è un 32enne di nazionalità rumena residente a Campalto. Eccolo nel video dell'accoltellamento di corso del Popolo a Mestre. Sono da poco trascorse le 18:30 di lunedì 26 febbraio. L'aggressore urla, impreca ed entra nel bar dopo aver rotto una vetrata. Sono momenti drammatici e concitati. In preda ad una rabbia sconfinata, eccolo dopo aver estratto il coltello che teneva con sé sotto la manica mentre aggredisce a colpi di fendente l'imprenditore con il cugino e uno dei lavoratori, tutti e 3 di nazionalità bengalese. Sulla partita chi lo chiede? 10 giorni di prognosi, ferite alla testa, 4 punti alla gamba e al piede sinistro ancora claudicante, vistosamente sotto shock. A 4 giorni dall'aggressione l'imprenditore racconta quei terribili momenti. Coltello lama quasi di 20 cm lunghezza e questa quando come spende Swiss arriva di proprio col coltello fortissimo. 2 o 3 volte l'ha fatto per mio cugino, sua giacca rotto e tagliato proprio, sua mano un po' tagliato. Quando ho visto così ho voluto difendere mio cugino. Racconta come ogni giorno, sebbene in preda alla paura per via di criminali, sbandati e pusher, continui a lavorare alzando la saracinesca delle sue attività. Sì, vero così. Anche importante paura mio ragazzi di più, perché io non è vado sempre di là locale apertura va a miei ragazzi quando anche loro paura. Loro dice non si può aprire mattinata e non neanche sera. Perché tutti i spazzatori, tutti i drogati gira più di volte questa zona. Ragione per la quale anche lui prenderà parte alla marcia per la sicurezza di Mestre in fase di organizzazione. Adesso è molto problemi per i spazzatori e anche drogati. Importante corso del Popolo, via Gasperi Goggi, questa zona è Caposena, questa zona più pericolosa. Bovolenta l'omicidio di Sara Burattina nel pomeriggio sulla giovane donna uccisa dall'ex compagno. È stata eseguita l'autopsia. Ieri il corpo di Alberto Pittarello è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. Come stai? C'era forse un'estrema richiesta di aiuto nel messaggio inviato all'amico Alberto Pittarello poco prima di incontrare Sara Burattin e infierire sul suo corpo con più di 20 coltellate, le prime sferrate mentre l'ex compagna, la mamma di sua figlia, era di spalle. Per Sara una morte quasi istantanea. Alberto Pittarello invece si è allontanato sul suo furgone per poi lanciarsi a pochi chilometri di distanza da Viale Italia nelle acque del Bacchiglione.
Sull'Argine, dove ieri i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il suo corpo senza vita, oggi resta solo il tubo rosso che indica la localizzazione del mezzo ancora nelle acque del fiume. L'onda di piena del Bacchiglione sta passando, il recupero per ora è rimandato. Davanti alla casa della mamma di Sara Burattin, dove la donna si era trasferita da 2 settimane dopo aver lasciato il compagno, gesti di affetto e tenerezza. Fiori, qualche rosa, messaggi, un coniglietto di peluche e un cuore. Una comunità sotto shock, quella di Bovolenta, dove nel giorno dei funerali di Sara Burattin sarà proclamato il lutto cittadino. Una comunità che si è chiusa nel silenzio per proteggere 2 famiglie molto conosciute. Il fascicolo aperto dal PM Sergio Dini è destinato all'archiviazione. Conclusi gli accertamenti, le indagini che vedevano indagato il caldaista 39enne per omicidio volontario pluriaggravato dalla relazione sentimentale e dalla premeditazione vedranno la parola fine per morte del reo. Le minacce al sindaco di Cortina, una lettera minatoria è stata recapitata in comune 2 giorni fa. Il messaggio inequivocabile: se vai avanti con la pista da bob ti facciamo fuori. L'ho presa non bene, nel senso che queste cose lasciano molto, amaro in bocca, soprattutto per questa cattiveria che si esterna con queste minacce che secondo me non hanno senso. Se vai avanti con la pista da bob ti facciamo fuori. Chi contesta la realizzazione dello sliding center olimpico a Cortina alza il tiro e il clima si fa inquietante. Minacce di morte al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi sono contenute in una lettera scritta a mano arrivata negli uffici di Corso Italia mercoledì scorso. È arrivata 2 giorni fa, comunque io rimango determinato su quello che è il mio lavoro, conscio di fare il meglio di questo paese e quindi vanno avanti, ecco. Lorenzi, superato lo shock iniziale, si è immediatamente rivolto al commissariato di polizia Ampezzano e da lì è partita la segnalazione alla procura di Belluno, che aprirà un fascicolo per ora contro ignoti per l'ipotesi di reato di minaccia. Ci saranno tutte le indagini che adesso sono in mano alla procura e speriamo che arrivino quanto prima a capire chi sono o chi è quello che l'ha fatta, in maniera tale che possa poi subire quello che è giusto che la legge poi definirà, Al momento non risulta che siano state prese misure di protezione nei confronti del primo cittadino di Cortina, anche se è ipotizzabile che per Lorenzi possa essere disposta una sorveglianza discreta non solo in municipio ma anche nella zona in cui il sindaco vive. È curioso che il capro espiatorio della costruzione dello sliding center sia stato individuato nel primo cittadino, che pure nei giorni scorsi è intervenuto per placare i toni delle proteste degli ambientalisti. Nelle scorse settimane sul tavolo della procura di Belluno sono arrivati gli esposti delle più note associazioni ambientaliste e anche di esponenti della politica, mentre crescono le accuse contro il governo, la regione e Simico. Lo avessero fatto anche qualcun altro, non è condivisibile un'azione del genere, ognuno stia facendo il suo dovere per portare a termine un progetto olimpico che ridisegnerà il futuro di Cortina e quindi di conseguenza è proprio il principio che è totalmente sbagliato. Ferma condanna unanime e convinta la solidarietà sono state espresse in queste ore nei confronti del sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi dalle istituzioni, dalla politica regionale e provinciale. Questa non è democrazia, che tutti i progetti possono essere condivisi o contestati, ma senza mai uscire dall'ambito democratico e del rispetto. Ferma condanna per il gesto intimidatorio e unanime solidarietà al sindaco di Cortina d'Ampezzo dai massimi rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali, oltre che del mondo economico e produttivo bellunese. Un fatto inaccettabile per il presidente della regione che assieme alle istituzioni regionali esprime vicinanza e solidarietà al sindaco Gianluca Lorenzi. Con la vita delle persone non si scherza e il dissenso non deve mai arrivare alla violenza. Invita le istituzioni locali a fare quadrato il presidente della provincia di Belluno assieme all'intero Consiglio provinciale. Il concetto deve essere forte e chiaro, la voce del dissenso non può mai superare il limite del vivere civile. Per il primo cittadino di Belluno, Oscar De Pellegrin, vincitore di 6 Olimpiadi, gesti come quello subito dal sindaco di Cortina non sono sportivi, offendono lo sport e le nostre comunità che si stanno impegnando per accogliere al meglio questa opportunità. Di attacco vigliacco parla il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, secondo cui il dibattito è normale e fondamentale, ma la violenza non è mai la risposta. Lo sdegno
sostegno per le minacce di morte al sindaco Lorenzi unisce trasversalmente il mondo della politica, per il quale il linguaggio delle intimidazioni è inaccettabile, vergognoso e intollerabile. Un attacco violento e inqualificabile, afferma il presidente del Fondo Comuni Confinanti Dario Bonda. Per tutti l'augurio che forze dell'ordine e procura di Belluno possano al più presto fare luce sulla vicenda, identificando gli autori delle minacce. L'appello del presidente dell'ANCI Veneto. Alla politica, ai sindaci, ai cittadini, è quello di ristabilire un rapporto che sia di rispetto, che sia costruttivo e che non esca dai paletti della democrazia, che devono essere alla base di ogni confronto civile. Sono 17 gli appartenenti ai centri sociali denunciati dalla polizia per gli scontri durante il corteo pro-Palestina avvenuto lo scorso gennaio. Sono 12 vicentini, 3 trevigiani, un veneziano e un bolognese. 17 attivisti dei centri sociali sono stati denunciati all'autorità giudiziaria perché considerati responsabili dei violenti scontri avvenuti il 20 gennaio scorso in occasione della manifestazione pro-Palestina avvenuta nel quartiere dei Ferrovieri. È quanto è emerso al termine della prima fase dell'indagine della Questura di Vicenza in collaborazione con i colleghi di altre città. Infatti solo 12 dimostranti sono residenti a Vicenza, 3 invece di Treviso, 1 di Venezia e un altro di Bologna. Tutti sono noti appartenenti ai centri sociali delle stesse città con numerosi precedenti penali di polizia per reati analoghi commessi in occasione di altre manifestazioni in Veneto e in altre regioni. Nel corso della manifestazione alcuni partecipanti avevano tentato di deviare dal percorso concordato per avvicinarsi alla Fiera di Vicenza e protestare contro la presenza di espositori israeliani. Nei tafferugli che ne erano seguiti, 12 appartenenti al reparto mobile e alla Digos erano stati feriti. L'attività di indagine della Polizia di Stato continua con l'esame di ulteriori filmati ed immagini. Non è escluso che il numero dei denunciati possa salire nel corso delle prossime settimane. Il giorno dopo gli allagamenti, tra le centinaia di storie raccolte, abbiamo dato voce ai cittadini che offrono servizi ai ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Le loro attività sono finite sotto acqua nella zona dello stadio. Quartiere Stadio, l'acqua alta si è ritirata, ora dopo ora lentamente si torna alla normalità. I cittadini colpiti sgombrano oggetti, mobili e masserizie, valutando cosa tenere e cosa buttare. Tra questi i componenti dell'associazione Agendo Onlus, che si occupano di una trentina di ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Devo ringraziare naturalmente i volontari che si sono presentati ieri e ci hanno dato una bella mano. Adesso sono qui le nostre educatrici che stanno facendo anche loro la loro parte. Però è chiaro che facciamo appello a tutte le istituzioni, enti di solidarietà che magari ci aiutano, ci aiutino a ripartire. Sott'acqua sono finiti il laboratorio di ceramica, la pasticceria e il fruttivendolo, tutte attività che tenendo impegnati durante il giorno i ragazzi alleggeriscono l'impegno delle famiglie. Ieri un paio di ragazzi ci hanno aiutato, abbiamo lavato i piatti, abbiamo lavato tutte le tazze e hanno posizionato le cose, per cui anche loro stanno ricominciando. Anche questa mattina ancora l'acqua sta un pochettino ripresentandosi, quindi anche per noi è un disagio perché non sappiamo quanto possiamo restare tranquilli. Abbiamo fatto tutte le pulizie del caso, ma tantissime cose sono andate buttate, tante. Conto dei danni è troppo presto? È troppo presto da capire che, essendo un'associazione di persone con disabilità e con tutte le famiglie che ruotano intorno all'associazione, per noi è veramente pesante. Ad esempio qua i sacchi non sono arrivati in questa zona, invece le alluvioni precedenti eravamo stati preavvisati, avevano portato i sacchi. All'inizio un po' da piangere, poi abbiamo cercato col sorriso anche di fare e poi, vedendo un po' più pulito, siamo tirati sul morale. Per ripartire adesso dobbiamo fare una stima dei danni che è già in corso e dobbiamo in qualche modo reperire i fondi, perché fermi non possiamo stare, siamo abituati a combattere e combatteremo di nuovo. C'è una maxi bolletta che è arrivata ad una donna di 93 anni, 2.500 euro, pensate, per 2 mesi. 2.542,46 euro da pagare entro il 5 marzo. È la bolletta del gas che si è vista arrivare pochi giorni fa un'anziana padovana di 93 anni, invalida al 100%, che vive da sola con la pensione minima in un appartamento di 64 metri quadrati in città.
Disperata, l'anziana, che ha anche pensato a gesti estremi, si è rivolta alla nipote, che a sua volta ha contattato Federcontribuenti. Non l'unico caso, purtroppo. E siamo alle solite. Abbiamo i centralini ingolfati di chiamate di persone che stanno ricevendo bollette pazzesche, gonfiate all'inverosimile. Questo è il risultato del passaggio senza una grande vigilanza dal mercato tutelato a quello libero. Nel mirino dell'Associazione dei Consumatori il prezzo del gas. Guardate con noi la bolletta. Come potrete vedere, si tratta di €1,50 al metro cubo, quando il prezzo medio dovrebbe essere sugli 0,40. La bolletta per ora è stata bloccata e il prezzo della fornitura ricontrattato, ma Federcontribuenti ha tutta l'intenzione di vederci chiaro e lancia un appello. Ci sono i siti delle compagnie di rete e potete confrontare i prezzi. Se non lo sapete fare da soli, fate aiutare dei figli, dei parenti, dagli amici, da qualcuno. Non accettate più le offerte telefoniche e soprattutto alle 6 maggiori compagnie, che sono quelle che emettono questo tipo di fatture gonfiate, ma sono estremamente gonfiate, cambiate il sistema commerciale di vendita. Non si può ridurre la gente con questo, in questa maniera. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Veneto, ben ritrovati, ripartiamo dalla politica. Nessuna scusa a Salvini, a cui ha dato del cretino durante la trasmissione del nostro direttore Luigi Baccialli. A parlare è il leghista Gian Antonio Darè e nella Liga Veneta non è più un tabù per nessuno parlare di cambio di linea politica da Villanova a Conte. Lei ha dato del cretino a Salvini, ha detto se non se ne va via con le sue gambe andiamo noi a cacciarlo in via Bellerio. Non teme provvedimenti drastici nei suoi confronti? È stato chiaramente uno sfogo perché effettivamente sulla politica europea ci sono state delle lacune che sono state importantissime. Altro che scuse. Al telefono con il direttore Luigi Baccialli in diretta su Focus, Gian Antonio Darè non fa nessuna marcia indietro. Quel cretino rivolto a Salvini e riportato dalle cronache nazionali lo ha detto per davvero e senza rimpianti, soprattutto a fronte di alcuni sondaggi shock che darebbero la Lega alle europee poco sopra il 5%. L'ex segretario nazionale tira dritto, al leader nessuno sconto. Rimproveriamo il fatto che non si confronta con la base o comunque con le persone che magari hanno un ruolo anche così di primo ordine, perché la politica poi la si fa, è un gioco di squadra, non è che uno fa il leader, sì, puoi fare il leader, però bisogna confrontarsi con quelle che sono le realtà sul territorio. Ospite di Focus c'è anche Alberto Villanova, capogruppo Lega Liga in Consiglio regionale. La sua posizione è solo apparentemente equilibrista. Non crede che da Milano possano arrivare provvedimenti, insomma ci sono state espulsioni per molto meno, no? nel Carroccio. No, non voglio pensare che ci siano provvedimenti, insomma Tony Darè fa parte della storia della Liga Veneta, ha ricoperto ruoli importantissimi anche in periodi storici molto difficili. Questo non è il momento non credo sia il momento di provvedimenti disciplinari, ma credo sia il momento di ritornare, come dicevo prima, a concentrarsi su quelli che sono i problemi dei veneti. Insomma, la stagione delle purghe è finita, fa intendere Villanova, pur tenendosi nell'ortodossia, così come Mario Conte, ma non è più un tabù per nessuno mettere in discussione la linea politica o iniziare seriamente a farlo. È facile quando le cose vanno bene esaltare un leader e quando le cose vanno male scopparlo fuori. È evidente che ognuno di noi deve fare autocritica, dobbiamo assumerci delle responsabilità. Se sarà necessario fare dei cambiamenti tematici lo dobbiamo fare tutti insieme, però credo che sia arrivato anche il momento della responsabilità nei confronti dei nostri elettori e dei nostri ex elettori, perché se qualcuno, chi ci votava, ha deciso di non votarci più, un motivo ci sarà e sta a noi capire il perché. Siamo a Chioggia, in discussione il sindaco Mauro Armelau, a volere le sue dimissioni il Partito Democratico, con beghe anche all'interno della maggioranza.
Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, nella bufera è in discussione. A volere la sua testa da una parte l'opposizione compatta con ai vertici il PD e dall'altro versante Fratelli d'Italia, amico fidato in seno alla maggioranza con Lega e Forza Italia, ma fino al 21 novembre 2023, quando improvvisamente il sindaco, senza alcun preavviso e senza una telefonata, decide di estromettere il suo vice di Fratelli d'Italia, Daniele Tiozzo Brasiola, ritirandogli tutte le 6 deleghe: commercio, attività produttive, SUAP, politiche giovanili, pubblica istruzione e sport, assegnandole a se stesso. Da qui in poi ciò che sembra essere l'inizio della sua debacle. Intervengo solo ora, dopo 100 giorni di silenzio, perché sono 100 i giorni che sono passati dall'estromissione del nostro vice sindaco, Daniele Tiozzo Brasiola, dalla giunta di Chioggia e naturalmente poi dall'inizio di una crisi che solo per la capacità e la volontà di Fratelli d'Italia ad oggi non è mai arrivata ad un epilogo tragico. Epilogo che chiede senza mezzi termini il PD con il consigliere Lucio Tiozzo. 100 giorni di blocco totale della vita amministrativa, sto pensando al trasporto pubblico locale, sto pensando alle mense scolastiche, sto pensando alle concessioni demaniali. Per questo noi chiediamo che si dimetta e riporti la città, piuttosto che tenerla in una situazione di stallo, la porti al voto. E Mauro Armelao dal canto suo preferisce il silenzio ad ogni dichiarazione. Lunedì prossimo, 4 marzo, sarà il giorno decisivo in cui Fratelli d'Italia chiederà conto sul da farsi a sindaco, Lega e Forza Italia, visto che gli innumerevoli tentativi di conciliazione su nomi, ruoli e incarichi fino ad ora proposti sono andati tutti a vuoto. Perché non comprendiamo l'estromissione non solo dei nostri assessori, ma anche nei confronti di un'intera comunità politica che fino ad oggi e fin dall'inizio non ha cambiato nulla e continua ad essere un alleato corretto ancora oggi, nonostante tutto. Giovedì prossimo torna a Treviso in diretta su Antena 3 il processo a Veccia, lo spettacolo di una comunità che pur sorridendo ha il coraggio di criticarsi pubblicamente e che rende la città di Treviso unica al mondo. Torna questa tradizione che rende Treviso unica al mondo. Sì, il tempo corre, siamo già ormai a metà Quaresima, quindi la nostra tradizione cosa vuole? Il processo alla Veccia. Passa il tempo, ma questo resta lo spettacolo che rende Treviso unica al mondo. Perché non esiste una comunità che almeno una volta all'anno ha il coraggio di criticarsi pubblicamente senza timore di risentimenti. Perché è questo il segreto del processo che si celebra a Ponte Dante la sera del giovedì di metà Quaresima. Far tesoro col sorriso delle critiche che inevitabilmente arrivano un po' a tutti, siano esse istituzioni, forze politiche o del mondo produttivo, come semplici cittadini. E, come da tradizione, nel mirino prima di tutti c'è il capo di questa comunità, ovvero il sindaco, che inevitabilmente dà il nome alla vecchia processata. Quest'anno processeremo la duchessa Marietta in marinaio. Perché in marinaio? Perché fa brutte promesse? Ma sì, abbiamo dato proprio questa definizione che alle volte tante promesse non vengono mantenute. Del resto l'epigrafe che gli organizzatori hanno iniziato a distribuire da questa mattina in tutta la città parla chiaro. Politica che litiga, bollette e benzina rincarate, inquinamento e liste d'attesa della sanità sono solo alcuni capi d'accusa che saranno dibattuti prima che inevitabilmente, con un colpo d'occhio unico, le torce multicolori dei sub incendino il fantoccio sul Sile, in quello che gli antropologi indicano come un rito di purificazione antico come l'uomo e che ogni anno coinvolge quasi un centinaio di persone, tra figuranti, tecnici, musicisti e volontari di protezione civile. Insomma, una festa della e per la città, che da qualche anno viene proposta anche a gruppi di turisti dall'estero. Per ultimo l'appuntamento, giovedì 7 marzo alle 20:30 presso il Ponte Dante e chi che non Polvegna, che c'è sempre a diretta alle 8:30 su Antena 3. Ci fermiamo, TG Veneto termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.
Bentrovati al meteo. Primo weekend di marzo caratterizzato dal maltempo, un'intensa perturbazione continua a interessare il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato. Sul Veneto situazione piuttosto instabile, cielo molto nuvoloso con precipitazioni intermittenti alternate a locali schiarite in giornata. Limite delle nevicate a circa 1300-1600 metri o localmente un po' più in basso. Temperature stazionarie minime tra 5 e 7 gradi, massime tra 10 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto, saranno probabili piogge sparse da deboli a moderate, ma saranno possibili anche dei momenti maggiormente asciutti. Quota neve oltre i 1200-1600 metri. Temperature minime sui 7-9 gradi, massime intorno agli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, saranno possibili deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1500 metri. Temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 14. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.